Club di San Biagio Opera svolge la sua attività soprattutto a favore, per quanto riguarda le imprese, delle piccole e medie imprese, quindi l'occasione di oggi, insomma, ecco che c'è questo convegno sull'artigianato e anche sull'imprenditore della porta accanto, credo che non ci coglie impreparati, ci coglie chiaramente come un istituto bancario che vuole essere vicino alla piccola imprenditoria, vuole sostenerli anche in periodi difficili, in periodi soprattutto di grandi trasformazioni, di grandi cambiamenti, in particolare oggi che si sta imponendo molto la tecnologia avanzata e l'intelligenza artificiale in particolar modo, ma credo che anche le piccole e medie imprese riusciranno a trovare una propria strada per riuscire lo stesso a competere in determinati segmenti e settori di attività. Quindi io sono abbastanza fiducioso che col sostegno di tutti anche gli imprenditori possano appunto continuare a sviluppare nonostante la piccola dimensione. È chiaro che oggi la dimensione, anche qualora rimanga comunque piccola, deve essere più ampia rispetto al passato. Però io quando penso in America, insomma, che sono partite aziendine che avevano praticamente, sono nate proprio in sobborghi, vi dicendo, con pochissime persone, sono arrivate a essere dei colossi internazionali, questo mi porta proprio a pensare e a riflettere sul fatto che quando c'è un humus molto effervescente, molto fervido a livello proprio di voglia di fare, di capacità di lavorare, di idee, credo che questo possa anche dare una mano poi per un'evoluzione anche nel futuro per l'artigianato e la piccola imprenditoria.